Scendono i ricoveri, ma c'è per la prima volta anche il calo netto, deciso dei positivi, meno 25% rispetto a 7 giorni fa. Ancora più importante è il calo dei nuovi positivi, vale a dire i contagi, meno 34%. La curva del SARS-CoV-2 finalmente a Padova è virata, decisa verso il basso, 29 ricoverati positivi in azienda ospedaliera, di cui 25 in area medica, 2 in intensiva, 1 in subintensiva, 1 in area pediatrica. Erano un centinaio ad inizio maggio. Dato emblematico anche il 76% di questi 29 pazienti positivi sia Covid per caso, ovvero scoperto positivo in ospedale dove si trovava per altre patologie. Solo 7 di loro con sintomi legati all'infezione. Risultati importanti, confortanti, però ecco, teniamo sempre una certa prudenza e attenzione. Le previsioni? Le previsioni che vengono fatte per la nostra regione per fine mese, quindi per fine giugno, sono in linea un po' con quello che abbiamo visto nella prima ondata, no? Quindi previsione di qualche migliaio di casi durante l'estate, di positività parlo, a differenza dell'estate scorsa, quando avevamo decine di migliaia di casi positivi ancora presenti. L'invito comunque alla prudenza, all'uso delle mascherine in caso di luoghi chiusi, assembramenti e soprattutto, per i fragili, l'invito alla quarta dose di vaccino che va a dir poco a rilento.